Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. La profezia del quotidiano in ascolto di profeti e testimoni. Vedete qui la copertina del libro postumo che è appena uscito per Alba Edizioni e raccoglie le testimonianze di profeti e testimoni incontrati da Pierluigi Di Piazza lungo il suo cammino. Persone che con impegno, perseveranza e coraggio difendono quotidianamente i valori di giustizia, di solidarietà, di pace e invitano tutti noi a non essere indifferenti. Pierluigi Di Piazza è stato un grande uomo della nostra terra e non solo della nostra terra, e come Vicino Lontano ci siamo impegnati a continuare a far risuonare la sua voce in questa chiesa che tante volte l'ha ospitato, e a Tualis durante la nostra rassegna itinerante estiva Vicino Lontano Monte. Abbiamo qui con noi il fratello Vito Di Piazza, medico, è stato primario di medicina interna a Tolmezzo, è autore di Vivere e morire con dignità e per un dolore umano. Prego Vito, accomodatevi pure sul palco intanto. Con noi anche Lidia Maggi, pastora battista, teologa, si occupa di formazione e dialogo ecumenico e dedica anche attenzione al tema del femminile nella Chiesa. E a moderare la discussione lo ringraziamo Paolo Mosanghini, giornalista, responsabile del Messaggero Veneto per il gruppo NEM. Buon ascolto, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Paola Colombo per questa introduzione. Benvenuta Lidia Maggi, benvenuta Udine. Ciao Vito, noi ci ritroviamo per parlare di Pierluigi ed è sempre un grande piacere. Tu stai portando avanti molte iniziative qualora ce ne fosse bisogno per tenere sempre viva la luce e comunque le intuizioni di Pierluigi per tutti noi che ci siamo abbeverati e continuiamo a farlo dai suoi scritti e attraverso appunto i suoi libri e le sue parole. Con Lidia Maggi parleremo della profezia, entreremo nel libro di Di Piazza, ma non è soltanto un attraversare le pagine di Pierluigi, che ha sicuramente tratto in questo libro il profilo di alcuni personaggi che sono stati identificati o etichettati come profeti del loro tempo e non solo. Ma Pierluigi l'ha fatto anche così scevro da condizionamenti e senza paure, criticando, possiamo usare questa parola, Maggi, laddove ne fosse la necessità, proprio perché talvolta siamo così si corre, no, questo rischio di essere obnubilati dal momento importante nel quale si celebra una figura e di non riuscire anche a vedere gli aspetti che invece Pierluigi è riuscito a vedere e a descrivere in questo libro. Tu lavori molto negli archivi di Pierluigi, cerchi quanto Pierluigi ha scritto e che ancora non è stato pubblicato e noi ci ritroviamo qui per il secondo anno a celebrarlo e a presentare appunto una raccolta dei suoi scritti in ascolto dei profeti e dei testimoni. Ecco, poi magari sicuramente con Lidia Maggi parlerò dei contenuti del libro, ma che cosa ti ha in qualche modo colpito e affascinato in questo caso su questo argomento per lavorarci così tanto poi da produrre questo libro? Da dove hai cominciato? Beh, innanzitutto devo ringraziare in modo profondo Paola Colombo, in modo affettuoso anche per dare questo spazio annuale e per
che permette anche la realizzazione poi attualis di un evento importante estivo, perché è importante che anche attuali si realizzino degli eventi in vicino e lontano mondo. Quindi grazie sentite. Allora, l'anno scorso avevo detto proprio qui che il libro Non uccidere probabilmente non sarebbe stato l'ultimo, perché gli scritti che ho di Pierluigi sono tanti, sono contenuti in 10 raccoglitori, e potrei dire che con calma, con tranquillità ovviamente, non sarà neanche questo l'ultimo testo, ci saranno anche dei testi inediti. Pierluigi ha commentato i 10 comandamenti, ha commentato i Vangeli che dal 2012 al 2022 scritti ogni domenica sul Messaggero Veneto non sono stati poi pubblicati, e quindi pubblicare dei libri secondo me hanno di Pierluigi il significato di permettere a tante persone che lo desiderano ancora di leggere i suoi scritti, le sue riflessioni, che vanno ovviamente sorseggiate perché non sono libri narrativi, ma sono libri di intensità, densi, pregnanti. Questo è un percorso, e non solo questo, che aveva fatto con le Acli a Udine. Lui era accompagnatore delle Acli anche col vescovo Battisti, che era stato molto contento di dargli questo compito, un'assistenza spirituale alle Acli, e quindi aveva sviluppato in 2 anni queste biografie di importanti persone, profeti e testimoni. E in questo libro anche secondo me emerge una caratteristica di Pierluigi. Pierluigi chiaramente è stato sacerdote, è stato un prete del Vangelo, sicuramente, come diceva ieri Andrea Bellavite, può essere un 19° capitolo, Pierluigi è un profeta, e io lo credo, ma non solo io. Però Pierluigi è stato un uomo di grande cultura, è stato uno studioso, leggeva tanto, e per fare tutte queste biografie, che chiaramente mancano di riferimenti anche bibliografici, perché il tempo era quello che era, lui era sacerdote, aveva il centro Balducci, andava nelle scuole, attraversava il Friuli, ha attraversato l'Italia, e quindi dove ha trovato il tempo per scrivere tutto questo? Uno deve chiedersi questo, come mai Pierluigi ha una produzione di scritti che ho a casa incredibile, inverosimile. Potrebbe essere un libro, Pierluigi, che ci parla ancora sui temi più vari, dall'etica alle scuole, a tanti problemi attuali, e poi lui aveva la caratteristica di scrivere queste cose che sono ancora del tutto attuali, pur essendo state scritte magari 15 o 20 anni fa. Pierluigi il tempo lo acquisiva anche alzandosi alle 4 del mattino. Cioè l'ultima parte su Martin Luther King, dove era stato invitato da Brianti, che era un suo amico, diciamo così, Brianti, e lo chiamava ogni anno a fare delle riflessioni per gli insegnanti di religione. E mi ricordo che diceva: domani devo andare a parlare però agli insegnanti di religione a Castellero, devo finire la riflessione su Hans King e mi alzerò alle 4 domani mattina. Ecco, il tempo Pierluigi lo rubava, e anche quando veniva a casa nostra, Attualis, scriveva dalle 2 alle 8 di sera, andavo io a portargli il tè nella cameretta. Era uno scrittore, un pensatore, un grande comunicatore. E in questo libro, oltre alle biografie, non sono solo scritte le biografie, però in tanti casi Pierluigi le conclude dicendo: e per noi oggi che significato hanno? Questo credo sia importante, perché collegava queste figure all'attualità, a quello che potevano dirci a noi e quello che possono dire anche a noi oggi ancora i vari Turoldo, i vari Martin Luther King e tutte le persone qui tracciate. È un libro questo che trasmette anche un messaggio di fiducia, di coraggio e di speranza in un momento difficile in cui certamente la speranza e la fiducia potrebbero sembrare dei raggiungimenti utopici, quando ci sono 59
conflitti a livello mondiale, insomma c'è un calo di questi, diciamo, valori etici importanti. E non voglio dilungarmi troppo, però vorrei soffermarmi su questo. Questo libro sulla profezia ha un collegamento col tema di quest'anno di Vicino e Lontano? Vicino e Lontano quest'anno come tema ha le metamorfosi del mondo. Metamorfosi che chiaramente, partendo dalla pandemia, partendo dai conflitti e da tutte le altre analisi che possiamo fare sui momenti storici, portano un po' alla caduta dell'ottimismo. Però i profeti vivono così intensamente, come è scritto anche nel libro, il presente, da svelarne le ingiustizie, le violenze e le varie forme di disumanità. E quindi i profeti, c'è un collegamento tra questo libro e Vicino e Lontano, non è un libro avulso dal contesto. Perché? Perché le metamorfosi, i cambiamenti, cioè, verrebbero svelati dai profeti, i meccanismi e le modalità con cui si determinano. Quindi è un libro che si inserisce in Vicino e Lontano. Difatti il presidente del comitato scientifico di Vicino e Lontano, Gasbarro, sul Messaggero Veneto di domenica 5 maggio scriveva che bisogna riprogettare la speranza. Ecco, sicuramente il filo luminoso che percorre tutto il libro, che collega le figure esemplari di questi profeti e testimoni, alimenta la speranza per costruire un futuro e un mondo migliore con la forza di quella profezia che ciascuno di noi dovrebbe praticare anche nella quotidianità. Ed ecco il titolo del libro, su cui può soffermarsi meglio Lidia Maggi, La profezia del quotidiano. Grazie. Grazie Vito. Lidia Maggi, pastora battista, teologa, impegnata nel dialogo ecumenico, studiosa. Ecco, ci ha lanciato la palla Vito dicendo ma la profezia del quotidiano ne parlerete, sicuramente ne parleremo, ma io voglio leggere questa definizione, no? Anch'io penso come Vito che Pierluigi sia stato e sia ancora un profeta che ci abbia aiutato ad aprire gli occhi su tante ingiustizie, su tanti aspetti di questo nostro momento storico che stiamo vivendo. E proprio nell'introduzione leggo questa definizione. I profeti non sono coloro che predicono il futuro, ma coloro che per intuizione propria, per dono, per grazia, parlando in termini religiosi, vivono così intensamente il presente da svelarne ingiustizie, violenze, forme di disumanità, da indicare i sentieri, le strade della liberazione, da anticipare con coerente fedeltà nella loro vita come il mondo della pace, della giustizia, della libertà e della solidarietà dovrebbero realizzarsi. Ecco, allora le chiedo, per arrivare a capire un po' chi sono i profeti oggi, quali sono stati i profeti nella tradizione anche religiosa, per capire un attimo e fare un quadro generale e come dire, poi portarli nel quotidiano come ci stava provocando prima Vitto. Allora, proviamo a articolarla così. Io mi permetto di partire da una citazione laica. Di recente ho rivisto un film del regista Malik, Una vita nascosta, che racconta la storia di un contadino austriaco, Franz Jägerstätter, questa persona semplice, senza nessuno strumento culturale, semplicemente sentiva che non poteva prendere le armi contro un altro fratello perché fortemente cattolico, all'interno di un paradigma cattolico molto tradizionale, e per questa sua convinzione è stato incarcerato e poi ucciso. E il film di Malik finiva con una citazione di una scrittrice dell'Ottocento, George Eliot, che vorrei consegnarvi. Lei dice: se le cose per voi e per me non vanno così male come sarebbe stato possibile,
lo dobbiamo in parte a tutti quelli che vissero con fede una vita nascosta e riposano in tombe che nessuno visita. Perché parto da questa citazione della vita nascosta, della profezia del quotidiano? Perché effettivamente io, leggendo questo libro, questa carrellata di medaglioni, di giganti, mi sono spaventata, cioè mi sono sentita totalmente inadeguata. Non ce n'è uno che io avrei mai potuto con tutta la mia vita eguagliare. E l'introduzione di Pierluigi mi è venuta in aiuto. È stato un po' qualcuno che mi ha preso per mano e mi ha fatto comprendere che quelle figure non volevano tanto essere messe sul piedistallo perché io ne sentissi la distanza e dividessi il mondo in eroi e codardi, in santi e profani, ma piuttosto voleva essere proprio il tentativo del percorso, quello di interrogarci se possiamo diventare una comunità profetica, interrogarci se possiamo imparare a vedere con occhi profetici la storia per identificarne tutte le metamorfosi che rischiano di disumanizzarci. E allora Pierluigi, quando scrive questo saggio introduttivo che insiste molto sulla profezia non è la capacità di leggere il futuro, la profezia è l'esperienza biblica di quell'uomo, quella donna, perché i profeti nelle scritture sono anche donne, quell'uomo, quella donna dall'occhio penetrante, in grado di essere così appassionato del proprio contesto da poterlo leggere, per cui non si ferma sulla cronaca, ma alla memoria della storia antica, e questo gli permette di svelare il futuro, perché leggendo a fondo il presente riapre prospettive laddove sembrano chiuse. E queste figure sono molto scomode. Nella Bibbia c'è un momento particolare in cui nascono i profeti. I profeti non nascono così, nascono in un momento critico. C'è un popolo tutto di profeti, tutto liberato, è nato da un gruppo di schiavi che Dio si è scelto, è stato condotto in un processo di liberazione ed eccolo che improvvisamente gli è stata affidata la responsabilità di gestire una terra, ma dovrà gestirla in modo diverso da tutti gli altri popoli, non dovrà riprodurre le categorie di oppressione. Accade che a un certo punto questo popolo, quando ha la terra e si rende conto che le ingiustizie dovunque, vuole l'uomo grande al potere, vuole il re. E Dio è dispiaciuto, dice: ma come, sono io il re, perché ne vuoi un altro? Voi siete diversi, ma perché volete un re? Vi rendete conto quello che farà il re? Prenderà le vostre mogli, le vostre figlie, i vostri ragazzi li manderà in guerra, vi farà una finanziaria da paura. Ce la mette tutta Dio per convincere il popolo è ostinato, vuole il re, e a questo punto Dio cede e viene nominato Saul. Ma nel momento in cui il popolo cessa di essere quella minoranza etica che può fare la differenza, perché ha abiurato, si è conformato, una parola che Luigi nell'introduzione usa proprio per fotografare la nostra umanità. Noi tendiamo al conformismo. Dio fa un dono, i profeti. Il profetismo nasce nella monarchia e nasce come voce critica della monarchia, voce critica del potere. Allora, la funzione profetica nella Bibbia è sempre quella di essere la parola graffiante che fa il controcanto al potere, o fa il contropelo al potere. C'è il potere e c'è l'istanza critica che valuta e denuncia l'agire del potere. Allora, è questo il profetismo e necessariamente voi potete capire che questa operazione non è molto popolare. Tutti i profeti nella Bibbia vivono vite disastrose. E vivono vite disastrose perché? Perché sono persone intere nel senso che non riescono a lasciare la mano al Dio che è la fonte che suscita quest'altra narrazione,
ma al popolo, cioè non sono distaccati dal popolo, si lasciano morire. Se il popolo cade nel dirupo, il profeta precipita con il popolo, grida al popolo, c'è il dirupo, attento, cambia strada, ma se il popolo non lo vuole sentire, precipita. Quindi profeti si diventa e si continua ad esserlo nel cammino. Pierluigi Di Piazza ci dice con molta acutezza nell'introduzione: a volte si è profeti per scelta, per caso, per grazia. Ci sono situazioni molto diverse. Non solo i profeti, anche nella tradizione biblica, sono molto diverse. A volte sono sposati, a volte sono dei laici che lavorano, a volte sono all'interno della cerchia sacerdotale, a volte sono degli intellettuali, a volte sono persone senza strumenti, vite semplici. A volte sono felicemente sposati, a volte è proprio la frattura di una relazione affettiva che li rende profeti. Osea. O la perdita di una persona cara che li rende profeti, Ezechiele, che si trasforma da sacerdote in profeta quando perde la luce dei suoi occhi, la sua moglie, diventa vedovo. Quello che mi sembra che emerga sia da questi medaglioni, sia dalla testimonianza biblica, è che a volte si sceglie di essere profeti. Io penso a Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, qui è uno dei uomini citati, pastore luterano, che quando il nazismo arriva al potere si trova sano e salvo negli Stati Uniti. Ha davanti a sé una brillante carriera accademica, ha davanti a sé anche una brillante vocazione pastorale, ma lui sceglie di ritornare in Germania per solidarietà con il suo popolo, con la sua Chiesa. Ecco, Dietrich Bonhoeffer ha scelto di essere profeta, ha scelto di essere presente proprio in quel legame. Il popolo precipita nell'abisso e lui con il popolo. Ci sono altre persone che invece si scoprono profeti, e io cito tra tutti Martin Luther King, perché noi lo immaginiamo, ma Martin Luther King è come quest'uomo, questo gigante, capace di parlare alle folle, capace di motivare la sua comunità. Ma in realtà la storia di Martin Luther King, e Pierluigi Di Piazza prova ad accennarlo, è una storia dove lui si ritrova suo malgrado ad essere profeta, nel senso che si ritrova in Alabama in un momento storico particolare in cui ha preso servizio in una chiesa battista, rampollo di famiglia di pastori, però è il primo che si è dottorato, infatti tutta la comunità lo chiama Dottor King, ci tiene che sia, perché è il primo afroamericano battista dottorato, insomma. E nel momento in cui una donna, Rosa Parks, laica, sposata, tranquilla, fa un gesto di disubbidienza, ovvero si rifiuta di alzarsi su un autobus per cedere il posto a un bianco. Il movimento per i diritti civili degli afroamericani identifica in questo segno un momento storico favorevole per iniziare una battaglia per il riconoscimento della fine della segregazione razziale. Martin Luther King lo viene a sapere, si trova pastore, questi gli chiedono una chiesa per riunirsi e fare le loro assemblee, poi siccome è uno che ha la parlantina bella e poi ha pure i titoli, lo eleggono rappresentante di questo movimento che inizia questa azione di boicottaggio. E Martin Luther King racconta che lui la non violenza l'ha imparata da questo movimento, cioè Martin Luther King è stato reso profeta da una comunità, cioè questa Rosa Parks, che noi la immaginiamo come una vecchina, aveva mi pare 54 anni, era una donna che militava luterana, che militava nel movimento per i diritti civili, che conosceva tutte le tecniche di resistenza non violenta.
Era una donna che sapeva quello che faceva e che sapeva di avere dietro un movimento. Noi immaginiamo che quell'episodio sia quasi un caso, stanca la vecchina dopo il lavoro, non ce la fa proprio a cedere il posto. Lei sceglie un'azione di disubbidienza e la comunità profetica ha l'acutezza di capire che quello è un là per iniziare una protesta che metterà in ginocchio le compagnie di segregazione razziale degli autobus e di vincere una battaglia. Martin Luther King impara da lei le tecniche non violenze, le azioni non violenze, la passione per la non violenza, ma certo che lui l'ha studiata sui libri, però diciamo così è stato incoraggiato da una comunità. Allora, come si diventa profeti? Si sceglie come dritti di Bonhoeffer? Ci si scopre profeti? Forse la cosa che caratterizza tutti questi personaggi è proprio quello che Di Piazza ci dice, è rimanere all'interno di una vocazione profetica. È come se la chiamata profetica non fosse un momento puntuale dell'esistenza, ma fosse piuttosto una scelta da rifare quotidianamente. Ogni giorno io mi alzo e dico il mio sì alla vita, e se dico il mio sì alla vita dico anche il mio no all'ingiustizia, alla guerra, a tutto ciò che avvelena la vita, alle metamorfosi che avvelenano la vita. Brava. Grazie. Tra tante figure di uomini che sono trattate in questo libro da Pierluigi, ci sono anche un paio di figure femminili, Chiara d'Assisi per esempio, Madre Teresa di Calcutta, ecco. E la lettura che dà Pierluigi di Madre Teresa è sicuramente una lettura interessante, no? Perché ne rileva anche così gli aspetti sui quali forse non spesso abbiamo prestato molta attenzione, trovando forse anche talvolta un velo critico, possiamo dire così, alla figura di questa piccola suora che in poco tempo è anche diventata santa. È così o ho letto io un'interpretazione? Ma è proprio questo aspetto di Pierluigi. Cioè io sono stata un po' ingrata all'inizio dicendo questi medaglioni e io mi faccio piccola, mi faccio indietro, perché in realtà Pierluigi non è mai piegato, cioè non costruisci mai il santino quando ti presenta una figura, è anche capace di essere a sua volta voce critica all'interno della figura che presenta, di entrarci in un rapporto dialettico, non è mai asservito, anche con le figure che più ama, con cui si sente. E questo è un lato molto bello, perché un'altra ragione che mi fa dire, qui non ci troviamo di fronte a dei modelli che dividono il mondo in santi, loro, e profani, noi, in profeti, loro, e codardi, noi. La critica coraggiosa e acutissima che fa Madre Teresa, e qui lascio parlare lui perché un'altra delle cose emozionanti, voi l'avete conosciuto Pierluigi? Riascolterete la sua voce leggendo questo libro, perché la capacità editoriale di Vito è stata proprio quella di consegnarci questo testo non traducendolo nella forma scritta finale, perché in questo modo voi sentite la voce di Pierluigi e la si sente, e sentitela qua. In conclusione, Madre Teresa, o meglio, la politica pare di nuovo non interessarla direttamente. Reagan, Saddam Hussein, Fidel Castro, la Thatcher, diversi all'opposto tra loro le aprono le porte. Lei è preoccupata del fare del bene poveri a questi che sono i suoi interlocutori, ma non sono dei politici. La politica in diversi casi proprio crea e opprime e uccide le persone, e lei sembra non vederlo. In conclusione, una donna che ha incarnato l'amore di Dio nell'umanità sofferente in modo da comunicare un segno straordinario come pochi. Però poi aggiunge:
la concentrazione e l'immedesimazione nel suo impegno non le hanno permesso di vedere la complessità e insieme le responsabilità precise di uomini e di istituzioni. Per cui la critica è: il suo sguardo era troppo schiacciato nell'immediato. Non si è chiesta le ragioni di quella povertà, lei ha provato a soccorrerla. Bonhoeffer le avrebbe risposto: non basta soccorrere feriti colpiti da una macchina guidata da un ubriaco, bisogna eliminare la macchina all'ubriaco, che è la ragione perché Bonhoeffer, nonostante fosse non violento, fece la scelta di tradire la sua vocazione, di porsi e di complottare contro Hitler. Però poi di piazza, dopo aver detto questo, di nuovo, in questo è graffiante, non ci lusinga dicendo, vabbè sì, è chiaro, perché dice, attenzione però, a non farvi un alibi della complessità, perché lui scrive: del resto queste per noi alle volte diventano l'alibi per non coinvolgerci direttamente nelle situazioni degli altri, per non vivere la concretezza della prossimità. Allora, il rischio della prossimità troppo prossima, senza dialettica, è non vedere che Fidel Castro, con cui tu collabori, è anche non soltanto colui che ti apre le porte ai contributi che ti permettono di fare i tuoi progetti, ma anche quello che causa quell'ingiustizia. Ma d'altra parte, la nostra troppa complessità rischia di essere l'alibi con cui noi non agiamo. E questo è Pierluigi. Su questo sentite la forza profetica, perché è sempre la voce graffiante all'interno non solo del potere, ma anche di chi ritiene di non avere potere. E difatti questo libro, soprattutto attraverso l'introduzione, vuole farci uscire dal conformismo, vuole farci fare una metamorfosi, una trasformazione che ci permetta finalmente di sentire che di fronte alle ferite del mondo possiamo fare qualcosa. Diventa un alibi dire non abbiamo potere. Grazie. Brava. Vito, scusa, ti volevo chiedere, lavorando a questo libro c'è una figura che ti ha in qualche modo colpito? Ma sono più o meno tante, tutte, però una figura su cui vorrei soffermarmi, anche perché sono friulano e perché ho avuto modo di conoscerlo, è padre Turoldo. Un grande uomo, un grande prete, un grande profeta, che io ho avuto la possibilità di conoscere direttamente tramite Pierluigi, perché Pierluigi aveva contatti con padre Turoldo. E si potrebbe aprire il capitolo che anch'io non aveva contatti Pierluigi. E quando era a Paderno, e io ero presente quella sera, l'ha invitato a presentare il film Gli Ultimi, film in bianco e nero, che doveva far parte, diceva Turoldo anche nel libro, di una trilogia, che poi non è andata a buon fine. Era la descrizione di quella società contadina che quando lui ha fatto il film, in fin dei conti, si stava lentamente estinguendo, perché i contadini volevano, e lui proprio, cito la sua frase, inurbarsi. E il film è stato presentato al cinema di Paderno. È stato commentato da Pierluigi e padre Turoldo assieme. E poi ho avuto la fortuna di andare a cena con eravamo io, padre Turoldo e mia moglie Pierluigi, a Udine, in un appartamento di un nostro amico. E mi ricordo anche una tavola rotonda con Turoldo di fronte. Questo grande uomo con cui ho dialogato, abbiamo dialogato assieme, erano venute mezzanotte circa di quella sera, parlando delle complessità di quello che lui faceva, di quello che lui era, di quello che è stato, delle difficoltà, diciamo così, che ha trovato. E quindi porto ancora dentro l'emozione di questo incontro, favorito chiaramente da Pierluigi, che ha incontrato tanti. E padre Turoldo
io credo, tutti lo citano anche in Friuli. Però io devo essere sincero, nelle chiese non l'ho mai sentito, nessuno lo cita nelle chiese, nelle omelie, Padre Turoldo, non so quanti hanno letto le sue poesie, sanno che è nato in Friuli, ma tutte le sue vicende non so se sono note in Friuli. Come probabilmente non è nota bene tutta la storia di San Luigi Crosoppi. Perché frequentando Pierluigi, frequentando anche la Chiesa, non voglio entrare, però nelle litanie dei santi del Friuli, Certo. che tutti vanno anche nelle erogazioni a dire la litania dei santi, Padre Scrosoppi, che è un santo, nominato santo nel 2001, non è mai citato. Scusami se ti interrompo, No, dopo sì. se hai qualche altra figura fammi un cenno che sicuramente ne parliamo, perché mentre parlava Vito mi è venuta in mente una domanda, cioè è vero, no? Quello che dice Vito, che talvolta alcune figure poi non vengono in qualche modo valorizzate nel modo dovuto, ma se la Chiesa non è profezia, se la Chiesa non è profetica, diventa o comunque rimane un'istituzione asettica, cioè rimane gerarchia, no? E allora le chiedo, quante volte la Chiesa è istituzione e poco profezia? Allora, diciamo che questo è un problema trasversale a tutte le chiese. Sapete, io vengo dalla tradizione delle chiese riformate e non è che anche noi non affrontiamo questo problema di una chiesa che si istituzionalizza, che sembra più conservare se stessa, difendere le proprie strutture, le proprie tradizioni. Allora, una chiesa è... cioè, la voce profetica è quella capacità di sentire che la storia di Dio e la storia umana sono la stessa storia. Per cui è una chiesa indivisa, è una chiesa che sente di nuovo passione per Dio e passione per l'umano e le due cose può darsi che creano tensione come nei profeti, però si immagina che almeno all'interno di una comunità di fede le due cose non siano così tirate, insomma. Allora, credo che sia questo, sentire che la storia umana è la storia di Dio e che la responsabilità di una Chiesa è quella di vigilare perché il sogno di Dio per quella umanità non diventi l'incubo dell'umanità, quando il potere religioso assoggetta, insomma ne abbiamo una storia di sottomissione all'etica e ai diktat delle chiese, ma anche quando il volto della storia è sfigurato perché entrano altri idoli, il capitalismo selvaggio, gli autoritarismi politici che impediscono che ogni persona umana sia riconosciuta nella sua dignità. Dicevo Chiesa Unita e mi è venuto in mente che forse il più grande movimento profetico che noi abbiamo avuto negli ultimi 50 anni è stato un anonimo movimento che di nuovo è poco gettonato nelle chiese, ma che ha rivoluzionato le relazioni tra le chiese, che è l'ecumenismo. Cioè, l'ecumenismo è stato un movimento dal basso di gente appartenente a confessioni differenti che si è detta, ma Cristo può essere diviso. E allora lavoriamo perché la Chiesa non sia più un corpo dilaniato. Ecco, anche questa è stata una voce profetica che ha criticato i nostri marcatori identitari confessionali che ci impediscono di incontrarci. È certo che non li abbiamo ancora superati tutti questi marcatori identitari, però ci ha fatto scoprire che apparteniamo tutti a quell'unica Chiesa che è la Chiesa di Cristo. Un'altra provocazione, e se ci aiuta può essere anche una profezia, cioè al maschilismo all'interno della Chiesa è, come dire, dobbiamo continuare a rassegnarci o lei intravede qualche spiraglio? Beh, diciamo che anche qui
conoscere le chiese significa anche capire che ci sono percorsi diversi all'interno delle chiese. Io sono una pastora e appartengo a una chiesa riformata, e all'interno delle tradizioni delle chiese della Riforma, in molte tradizioni, il ruolo delle donne alla leadership di una comunità è stato riconosciuto. Da ormai non tantissimo tempo, 50, 60, 70 anni, però abbastanza perché una nuova generazione fosse incapace di comprendere come sia possibile avere una chiesa dove la leadership è solo in mano ai maschi. Voglio dire, quando io ero bambina questa questione la sentivo molto più forte, mentre se io ne parlo con mia figlia non riesce a concepire all'interno del nostro mondo che possa esserci una chiesa dove si discrimina per genere, perché lei è sempre cresciuta in una chiesa, poi guarda caso dove c'erano sempre pastore donne, perché me la portavo dietro nei miei trasferimenti. Allora, io credo che sia proprio la possibilità delle chiese di confrontarsi e di affrontare insieme problemi simili a farci scoprire nuovi modi di poter gestire la leadership. Voglio dire, io credo che la Chiesa Cattolica non ne uscirà da questa questione della leadership maschile, la divisione tra celibi, tra laici e presbiteri, finché non accetta di confrontarsi con altri modi di essere Chiesa. E questo l'ecumenismo è una ricchezza. Cioè, così come le chiese della Riforma su alcuni aspetti della loro identità devono imparare molto dalla Chiesa Cattolica, per esempio dare uno sguardo unitario del protestantesimo attraverso un carisma, una carica che può essere non a vita ma può essere elettiva, come voi avete con il Papa. Darebbe forza al protestantesimo per mostrarlo unitario? Probabilmente sì, perché non provare, visto che abbiamo l'esperienza di questa Chiesa sorella? E alla Chiesa sorella, sollecitata dal movimento profetico ecumenico, perché non imparare dalle chiese della Riforma per scoprire se concedere alle donne di diventare pastori, presbiteri, diaconi nella Chiesa trasformerà le chiese di nuovo in chiese ancora più clericalizzate, perché anche le donne poi si clericalizzano. Nelle nostre chiese non è successo. Allora, io credo che la speranza di cambiare queste cose sia in un movimento dal basso che solleciti la sua Chiesa a rivisitare alcune posizioni, ma anche in un confronto con le altre realtà. Aprendosi al confronto con le altre chiese si potrebbe essere meno spaventati. E su questo Pierluigi Di Piazza noi abbiamo avuto conversazioni telefoniche lunghissime. Voi sapete bene la sua posizione riguardo a tutta questa questione, sia del celibato obbligatorio, sia del presbiterato soltanto in mano a celibi maschi. Cioè, su questo Pierluigi Di Piazza davvero si è speso con parole forti, chiari, per sostenere che c'era qualcosa che ci perdevamo nel rinunciare alla presenza femminile nei processi decisionali. Allora ecco, è chiaro che la sua attenzione andava anche a figure di profezia al femminile. Sono grato che il curatore abbia scelto di inserirle. Continuare su Turoldo un momento. Volevi dire qualcosa, Vitto? Sì, volevo un Prego. attimo su Turoldo Sì. ribadire due posizioni, perché Turoldo ha avuto una vita complessa, difficile, pur essendo stato chiamato dal cardinale Schuster a predicare per 10 anni a Milano in un duomo stracolmo, anche della Milano Bene, quindi una persona che aveva grande cultura, che sapeva trasmettere messaggi importanti.
però l'hanno estromesso, l'hanno fatto girare, cita anche nel libro che a mezzanotte di Natale di un anno era a Ginevra, senza poter celebrare messa, che stava guardando il lago di Ginevra. E perché questa, chiamiamola, emarginazione di padre Turoldo? Avevano detto padre Turoldo deve girare perché non deve coagulare. Non deve coagulare. E così lo facevano girare. E poi è tornato in Italia, è andato a Firenze dove ha incontrato Balducci, La Pira, addirittura ha confessato Don Milani e lui ha detto dovevo essere io a chiedere la soluzione, non confessarlo. E lì c'era un vescovo, quello che ha condannato Barbiana, Don Milani, Florid di Fagagna, friulano. E Turoldo ha detto io parlo in friulano, gli parlavo, ma questo aveva una sordità che era unica. E l'ha fatto ritornare a Milano, l'ha fatto ritornare fino a quando, non posso chiaramente dilungarmi, vorrei citare però un piccolo brano di Turoldo che si trova nel libro, perché a Turoldo gli hanno fatto pagare anche il prezzo di non nominare mai dal pulpito l'ADC quella volta. E lui iniziava le prediche, le omelie dicendo e noi predichiamo il Vangelo. E sul Vangelo ha detto una cosa molto molto bella. Ha detto che predicare il Vangelo è un pericolo, è rischioso. Il Vangelo bisogna dosarlo, altrimenti la Chiesa si inquieta. E questo era un profeta grande, fino a quando, e ci sono due momenti, sia in lui che in Don Primo Mazzolari, alcuni uomini illuminati dalla Chiesa, ma che in pratica Martini, il cardinale Martini, è stato un profeta, anche lui, sotto certi aspetti, è stato un uomo illuminato, e un uomo di grande cultura, e alla consegna del premio Lazzati a Milano nel 2091 si è così espresso. Leggo questa parte perché è importante. Considero un vero dono della provvidenza averti incontrato, più da vicino ed averti potuto esternare il mio affetto e la mia gratitudine. Oltre all'apprezzamento per ciò che sei, vogliamo fare atto di riparazione. Vogliamo evitare di edificare solo sepolcri ai profeti. E dirti che se in passato non c'è stato riconoscimento per la tua opera è perché abbiamo sbagliato. È nostro desiderio ascoltare con più attenzione le voci profetiche nella Chiesa. Anche quando ci capita di dissentire, occorre sempre mostrare rispetto e amore per l'onestà con cui ogni profeta nella Chiesa parla, quando è veramente mosso dallo Spirito e sa pagare di persona per quanto dice e sente. Però era una persona illuminata Martini, come su Don Primo Mazzolari mi piace sottolineare questo. Pierluigi, quando parla del Papa Giovanni, dice la profezia ai vertici dell'istituzione. E Papa Giovanni, che aveva conosciuto già Don Primo Mazzolari quando era a Venezia, patriarca di Venezia, ci è così espresso. Don Primo Mazzolari è la tromba dello Spirito Santo nella pianura padana. Definizione forte. Don Primo Mazzolari le ha pagate come profeta in lungo e in largo. Ha scritto tanto, ha scritto anche un libro, Tu non uccidere, che in parte lo accomuna Pierluigi, come lo accomuna Pierluigi altre due cose. Una, che aveva posto sull'altare i simboli dell'uva e del grano turco, e Pierluigi aveva posto sull'altare di Giuliano i simboli dei popoli dell'America Latina, delle comunità dell'America Latina che lui aveva costantemente incontrato e che poi dopo la sua morte sono stati fatti togliere. Non si sa perché, ma è così. Secondo, non faceva pagare i prezzi dei sacramenti. E Pierluigi, da quando è stato nominato parroco di Giuliano, perché a Paderno era cappellano, non ha mai fatto pagare i sacramenti. E soprattutto anche ai funerali, mai pagato nessun sacramento. Ai funerali aveva vietato di andare, e in tutte le chiese vanno con la borsa a raccogliere i soldi,
perché ci doveva essere un momento di attenzione particolare, un momento di commozione, di intensità. Quindi sono stati accomunati da queste due cose, Don Primo Mazzolari e Pierluigi. E vorrei dire ancora una cosa. Papa Montini, che è stato un papa sicuramente illuminato anche lui, ha ricevuto la sorella di Don Primo Mazzolari e le persone di Bozzolo in Vaticano e ha detto: non è vero che non abbiamo amato Don Primo, noi gli abbiamo voluto bene, però lui aveva un passo troppo veloce e noi non riuscivamo a stargli dietro. Questi sono i profeti. Sì e no. I profeti sono quelli che invece aiutano a fare in modo che la tua Chiesa ti segua. Capisco la provocazione, oltretutto chi lo dice non è la signora Maria, ma è il Papa. Però la cosa che mi ha sempre affascinato di tuo fratello, di Pierluigi, è proprio la sua voglia di tenere assieme una riflessione intellettuale alta, una profonda responsabilità educativa, un rigore anche liturgico e una passione sociale. Cioè è come se nessuno di questi aspetti della vita, della comunità e della Chiesa dovesse rimanere indietro. E quello che mi ha sempre stupito di lui è questa sua capacità di a me non stupiva che lui si alzasse alle 4 di notte o che lui scrivesse, a me stupiva questo, che lui tenesse insieme aspetti così diversi, dal giornalismo cioè, era dovunque. Ancora ieri, quando qualcuno ha saputo che andava a Udine, mi hanno scritto le missionarie laiche del Pime dicendo: ah, vai a Udine, mi raccomando, saluta la città, perché ci ricordiamo di Pierluigi Di Piazza che ci ha sostenuto in un progetto per la Cambogia e per l'America Latina. Ma dove le andate a pescare, Pierluigi, le missionarie laiche del Pime? Ecco, Pierluigi era questo. È vero che era dappertutto. E allora questa capacità di essere dappertutto e di non voler lasciare indietro nessuno fa parte della responsabilità profetica, perché il profeta è anche un educatore. Ecco, ma in questo momento, nell'era della secolarizzazione, chi sono i profeti? Abbiamo cominciato tracciando prima i profeti nella tradizione biblica. Chi sono i profeti adesso? Gli intellettuali? No, gli intellettuali hanno la capacità di leggere la storia, ma rispetto ai profeti non sono parte della storia, cioè assistono al naufragio di una società, ne sanno fare la cronaca e anche descrivere le ragioni, ma non sono lì sulla barca che affoga I profeti sono quelle persone che non soltanto sono capaci di metterci di fronte ai rischi del nostro agire, ma sono disposti a rimanere con noi anche quando non agiamo bene. Allora, non lo so, credo che ognuno di noi all'interno della propria comunità locale, nazionale, di fede, deve discernere. E forse una comunità questo potrebbe essere il lavoro di una comunità, chiederci chi sono le figure di riferimento capaci di aprirmi i pensieri. Mi appello a George Eliot per ricordare però che ci sono tante vite nascoste che tengono sul mondo senza che noi ce ne accorgiamo, e la responsabilità è anche quella di rendere visibili. Forse adesso sono questi ragazzi negli Atenei che fanno i sit-in con le loro tende e protestano contro la pazzia della guerra. Forse sono
la voce giovanissima di nuovo delle nuove generazioni che ci esortano a prendere responsabilità rispetto al clima, rispetto alla terra e farci sentire interconnessi con la terra. Cioè, poi spesso i maestri noi li cerchiamo tra coloro che hanno i capelli bianchi, forse dovremmo fare il movimento opposto, chiederci se non è tempo che mettiamo a scuola i nostri mettiamo in cattedra i nostri ragazzi, le nostre ragazze, perché mi sembra che loro comunque hanno uno sguardo naturalmente meno segnato da marcatori identitari. Faccio un esempio, in casa si discute tanto su questo gender fluid e noi ci rigidiamo, la confusione, maschio, femmina, non c'è più religione, e invece mi sembra di aver capito che persino dietro questa cosa provocatoria c'è la preoccupazione di non farsi delle gabbie identitarie con cui tu dividi il mondo. E questo mi sembra molto interessante, cioè una generazione che non si sente cittadino italiano ma cittadino europeo del mondo, una generazione che non riesce a comprendere perché io devo avere un privilegio e un ragazzo, una ragazza in Africa non può averlo. Una generazione che non capisce questa cosa delle frontiere, dei passaporti. Ecco, non hanno per caso qualcosa da insegnarci? E allora mi dico, chissà se i profeti non sono loro. In parte ha risposto a una domanda che volevo farle, perché sicuramente il tema della pace nel quotidiano, questi ragazzi portano avanti questi valori. Molte di queste figure hanno in comune, molti di questi profeti dei quali parla Pierluigi, hanno sicuramente in comune il valore della pace, così come per Pierluigi era un ideale molto forte. Ecco, allora un esempio ce l'ha già fatto, no? Di come poi portare la pace nel quotidiano, e sicuramente la voce di questi ragazzi ne è un esempio molto concreto. Ma oltre a questo, le chiedo se ne vede altri e quanto potrebbe ancora fare il dialogo ecumenico. Allora, diciamo che prendere posizione per la pace, quando si fa sul serio, significa accettare che la polizia ti aggredisca con gli idranti, significa accettare di essere impopolare. Voi sapete che Martin Luther King, premio Nobel per la pace, rock star delle comunità afroamericane, americano più conosciuto nel mondo, perde la sua popolarità quando si schiera contro la guerra in Vietnam. Martin Luther King viene addirittura ribattezzato con un altro nome, non è più Martin Luther King ma Martin Loser King, il perdente. Ed è contestato da tutti, gli afroamericani che gli dicono adesso fa il diplomatico internazionale, non si occupa più dei nostri problemi, si occupa di politica internazionale. Gli americani bianchi lo accusano di non essere un patriota. Insomma, perché cito questo? Non è che voglio sottrarmi al tentativo di identificare oggi dove sono coloro che lavorano per la pace, ma per dire, dobbiamo metterci in testa che dire no alla guerra richiede una fermezza e una responsabilità che passa anche attraverso la necessità di pagare un prezzo e di diventare impopolari. Profeti che provano a lavorare sul tema della non violenza e la pace, io oggi dove li identifico? Posso soltanto trovare dei simboli. Ecco, una caratteristica dei profeti biblici è che quando le parole non funzionano più, sono ormai inflazionate, lavorano con i gesti. Cioè usano il corpo o gli oggetti per esprimere
un messaggio che passa attraverso una drammatizzazione. Sono anche dei comunicatori che hanno questa capacità poetica di alludere, evocare attraverso a volte gesti simbolici. Allora, le donne in nero che si ostinano in piccoli gruppi in silenzio, nei crocicchi di qualche città, a manifestare contro la guerra. Piccole esperienze di vita comune tra diversi, Nevet Shalom Va'at Salam, che persistono anche quando vengono meno le motivazioni nella comunità, a portare avanti quel progetto di vita comune fra diversi, ebrei, cristiani, musulmani, mi sembrano i nuovi, se non profeti, gesti profetici. Mi viene in mente per esempio una comunità ortodossa russa che ha fatto una raccolta per mandare degli aiuti all'Ucraina. Ecco, tutte queste cose che portano a un agire che richiede anche un certo prezzo. Questa Chiesa ortodossa russa che sto citando, proprio per questo gesto, oltre per la firma, quella famosa lettera a cui chiedevano a Kirill di convertirsi, è stata radiata, scomunicata dalla comunione con la Chiesa madre russa, adesso è sotto il patriarcato di Costantinopoli. Costa dire il proprio no alla guerra, perché tocchi interessi forti, economici, politici, perché tocchi una propaganda di cui siamo stati totalmente infarciti e ci siamo omologati, il prendere posizione, lo schierarsi su situazioni così complesse, il dover subito dire da che parte stai, dalla Russia, dall'Ucraina, pro-Israele, il diritto di difendersi, pro-palestinesi. Noi siamo dentro questa trappola di omologazioni di cui Pierluigi ci parla. E allora chissà, forse un simbolo profetico può essere già quello di sottrarsi a questi meccanismi e di non parlare, di non fare più comunicati, ma trovare gesti simbolici, concreti, parabole di vita con cui poter dire la pace. Brava. Le chiedo se ci aiuta a capire anche un'altra cosa. Pierluigi sicuramente è stato un grande uomo di fede, un uomo di preghiera, un uomo di meditazione. E allora le chiedo anche per noi, no, che talvolta chi crede si trova a pregare, forse anche nei momenti disperati, oppure chi non crede si trova a meditare. Ma la preghiera come la possiamo definire? Cioè, è riconoscere che non siamo da soli, ascoltare, domandarsi, ringraziare. Condivido, è proprio questo. La preghiera ti strappa il tuo monologo, ti permette di capire che tu non sei sola, ma soprattutto ti sollecita ad ascoltare una voce altra, che può essere anche scomoda. Cioè, se tu pensi di non essere sola, tu cessi il tuo soliloquio e ti metti in ascolto di una voce altra, che può avvenire attraverso la meditazione silenziosa. Per Pierluigi avveniva attraverso la lettura delle scritture, come in genere nella tradizione cristiana. Che cos'è l'andare a leggere la scrittura? Davvero pensate che leggere la Bibbia significa trovare le norme per sapere come bisogna comportarsi, quante volte farlo e come, no? Perché poi l'abbiamo trasformato in manuale di un codice etico. La Bibbia non è questo, la Bibbia è metterci in ascolto di una voce altra che ti giunge da un altro contesto culturale, che ti giunge attraverso delle storie. E queste storie ti aprono delle finestre, o almeno ti permettono di specchiarti e di interrogarti.
storie che ti procurano una distanza e una vicinanza, per cui mettono in moto, ecco, la preghiera è questo meccanismo dove improvvisamente cesso di essere autoreferenziale, perché dietro la gabbia del soliloquio c'è questo, il pensare che io basto a me stessa, che io sono sola al mondo, che cessi il tuo essere autoreferenziale e improvvisamente ti metti in dialogo. La preghiera può essere anche la capacità di ascoltare una voce che ti viene da un fratello, una sorella, da una comunità, da un manifesto. Io sono arrivata qui, ho trovato questi ritratti di Giulia con piccole frasi che ci richiamano al fatto che l'amore non è sempre un paradiso, che anche i linguaggi più alti, la pace, l'amore, la fede, possono essere manipolati e possono diventare strumenti di morte se non sottoposti a questo dialogo continuo. Ecco, la preghiera è tutto questo. Allora, lei ha detto leggendo anche la Bibbia, le faccio un'altra domanda che è un po' una provocazione, ma nella Bibbia secondo lei si annida un po' il patriarcato? Ma certo che nella Bibbia si annega il patriarcato fa parte della vita e la Bibbia è un libro che parla della vita, c'è violenza nella Bibbia, ma l'idolo più grande è pensare che la Bibbia sia un luogo edulcorato, adatto più alle sagrestie che alla vita e levargli questa sua forza di sapere interrogare la vita proprio perché la Bibbia la vita la mette in scena, senza tacere tutte le contraddizioni. Però attenzione, una cosa è dire nella Bibbia c'è il patriarcato, una cosa è pensare che la Bibbia sia una cronaca del patriarcato, una cronaca della violenza, perché la Bibbia nel raccontare la vita la sollecita e la pungola. Cioè, se la Bibbia mette in scena il patriarcato e la violenza del patriarcato, state sicuri che vuole provocare una reazione nella lettrice e nel lettore. Se la Bibbia ti racconta uno stupro, te lo racconta in modo tale che tu sei disgustata, sei inorridita dal fatto che persino il re Davide consegna al suo carnefice la sua stessa figlia e non si accorge. L'episodio di Tamar, la principessa stuprata dal fratellastro Amnon. Il modo come è raccontato, guardate, vi assicuro che suscita disgusto e voglia di agire, voglia di cambiare. Allora, anche come la Bibbia mette in scena il patriarcato, la violenza, è interessante. Noi che cosa ne facciamo della Bibbia? Un testo normativo, un codice morale. Ed è chiaro che allora ci scandalizziamo perché lì c'è la violenza, come c'è scritto non uccidere, poi mi metti in scena addirittura una situazione dove Dio chiede di uccidere? Dio non lo deve fare. Non ti rendi conto che è un modo come si rappresenta quello che noi viviamo. Abbiamo mai sentito parlare nella nostra società di alcuni gruppi religiosi che sostengono che Dio gli ha comandato di uccidere? In nome di Dio si uccide? Beh, noi abbiamo una storia passata all'interno del cristianesimo, le crociate, l'Inquisizione, dove questa pratica l'abbiamo abbastanza messa in atto. E come l'abbiamo superata? L'abbiamo superata proprio perché non abbiamo negato quella storia, non l'abbiamo rimossa, l'abbiamo guardata negli occhi, l'abbiamo elaborata e abbiamo chiesto perdono. Almeno per quei crimini passati l'abbiamo fatto. Io intanto la ringrazio sicuramente per l'intensità di quest'ora che abbiamo trascorso insieme e per tutto quello che ci ha detto e che abbiamo cercato di assorbire. Volevo chiederle un suggerimento, partendo dall'ultima frase della prefazione di questo libro. Senza nostalgia, scrive Pierluigi, a ciascuno e a ciascuna di noi è richiesta la profezia della quotidianità. Allora, alzandoci da qui e uscendo, quale suggerimento ci dà per attuare, per cominciare, per incarnare la profezia della quotidianità? Ma
io non so se può aiutare questo, ma mi sembra che noi pensiamo sempre allo straordinario come il momento dell'azione e il quotidiano come il luogo che deve passare. Noi subiamo il quotidiano, non è vero? Il quotidiano non è per noi quel luogo rivelativo della vita. Abbiamo un rapporto schizofrenico così con la vita, perché in realtà mentre viviamo il quotidiano, la vita accade. Mentre dormiamo, mentre mangiamo, mentre salutiamo i vicini o non li salutiamo, mentre andiamo a scuola o andiamo sul lavoro, siamo in aspettativa per il lavoro. Allora forse riconciliarci con il quotidiano, ovvero provare a pensare che il quotidiano è un luogo dove io ci sono e iniziare non più a subirlo, ma pensare che questo spazio sia anche un luogo dove io posso cambiare una situazione. Vi faccio un esempio. Io ho questo ricordo di famiglia su cui ho pantegane di sensi di colpa e avrò i figli in analisi per 20 anni. Preparare un'ottima cena, perfetta tovaglia, apparecchiato tutto benissimo, ma essere così in tensione per i miei problemi da mettere nella tavola, insieme al buon cibo, questo clima pesante che mi portavo dietro per mie preoccupazioni lavorative e sentire che nella tavola cala il gelo, l'aria si fa pesante e che io tengo in ostaggio tutti, per cui quel cibo che doveva nutrire diventa un cibo avvelenato. Ecco, se io tornassi indietro, avessi la possibilità di tornare indietro, lavorerei molto sul clima, ancora di più che sul cibo e la tavola perfettamente apparecchiata. Per carità, la tavola va apparecchiata bene. Voglio dire che la profezia del quotidiano passa anche attraverso queste piccole azioni, che tu ti rendi conto che hai un potere, hai il potere di rendere le persone felici intorno a te o hai il potere di mandarle all'inferno. E allora quando ci diciamo che non abbiamo potere di cambiare la storia, diciamolo a bassa voce, perché io ho sperimentato nelle piccole situazioni che potevo trasformare la realtà intorno. Lavorare molto sul clima comunitario, su come noi stiamo insieme. Ci preoccupiamo dei contenuti, ci preoccupiamo della forma, dei tempi, ma il clima è una cosa importante, perché se c'è un buon clima empatico, tutto fluisce. Se c'è un clima teso, qualsiasi parola è deformata. Ecco, alcune piccole piste per iniziare a non subire il quotidiano, ma iniziare a viverlo, non dico dominarlo, ma pensare che quella è vita e non disprezzarla come vita di serie B, come spesso facciamo. Grazie, davvero, grazie. 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 Poi abbiamo divagato, ma è stato veramente bellissimo, grazie ancora. Paola, un secondo.